la dannunziana impresa di Fiume ha radici trevigiane. Il secondo reggimento dei granatieri di Sardegna è a Fiume. In città regna un forte malcontento e tra i contingenti militari non scorre buon sangue, specie fra le truppe italiane e quelle francesi. È aprile del 1919. Il tenente Riccardo Frassetto di Crocetta del Montello si trova a Parma con il resto del reggimento e riceve l'ordine di partire per Fiume al comando di 2 plotoni. Il viaggio avviene in tradotta, lentamente. Il treno attraversa l'Istria e sbuca improvvisamente di fronte al luccicante mare del Golfo del Carnaro. La caffettiera fischia quando entra nella stazione di Fiume e il tenente ordina alla truppa: via, a posto, e poi dà il march. Il minuscolo corpo d'armata sfila fieramente sul viale 18 novembre, dove lo aspetta la banda del reggimento e una folla con bandiere tricolori e con fazzoletti al vento. Viene assegnato a compagnia nel sobborgo di Susak, in mezzo ai croati che odiano cordialmente gli italiani e se la fanno con i francesi. Il Frassetto stringe amicizia con dei giovani sottotenenti, discutono e imprecano contro Parigi e la conferenza di pace e contro i politici romani troppo rammolliti. Una sera di luglio del 1919 odono una forte sparatoia che proviene dal centro città e si precipitano a Fiume, dove trovano una concitata confusione. Chiedono notizie a un collega e vengono a sapere che dei soldati francesi, ubriachi, hanno strappato dal petto di una signorina la coccarda italiana e alcuni granatieri sono intervenuti in soccorso. I sanguinosi episodi vengono chiamati i Vespri fiumani e provocano 9 morti tra i francesi, numerosi feriti e la colpa viene data ai militari italiani. Una commissione d'inchiesta interalleata decide di allontanare dalla città i granatieri, troppo affezionati alla popolazione e la popolazione a loro. La mattina del 24 agosto arriva improvviso l'ordine di partire a mezzanotte con destinazione Ronchi, un paesino vicino a Monfalcone. Tutti protestano e il gruppetto si riunisce nella camera di Frassetto. Arriva la notizia che la partenza è ritardata e il gruppetto soprassiede a rimanere a Fiume. I 7 ufficiali parlano con amici fiumani e in poco tempo il Piazza Dante, che è il centro della città, brulica di gente pronta a protestare, a gridare il dolore e il tormento della città. In mattinata il reggimento si muove dalla caserma verso la stazione di Mattuglie. Le donne fiumane stendono per terra le bandiere italiane per costringere i granatieri a non calpestarle e a rinunciare alla partenza. Si procede a passo di lumaca, causa il tanto popolo presente. Interviene un generale che cerca di rabbonire i più scalmanati e riesce ad aprire uno stretto passaggio attraverso il quale il battaglione fatica a sfilare per uno. Il treno parte per Ronchi, dove il gruppetto dei 7 viene alloggiato nella casa del macellaio. È l'alba del 26 agosto e il tenente Riccardo Frassetto racconta: dopo un sonno agitato andiamo ad acquistare dei giornali per avere notizie dall'Italia e notiamo un trafiletto, che è la goccia che fa traboccare il vaso. L'intesa interalleata ha stabilito di sgomberare Fiume di quasi tutte le truppe italiane e ha disposto l'arrivo di un contingente di poliziotti maltesi
sottomessi agli inglesi. L'Italia è messa da parte, con una Inghilterra che intende papparsi il porto strategico di Fiume a scapito di quello di Trieste. Ci riuniamo in una delle camere il cui accesso è proibito a chi non fa parte della banda. La stanza viene pavesata con bandiere e lì, in solenne assemblea, prestiamo giuramento tenendo la mano destra sul pugnale. In nome di tutti i morti per l'unità d'Italia, giuro di essere fedele alla causa santa di Fiume e di non permettere mai, con tutti i mezzi, che si neghi a Fiume l'annessione completa e incondizionata all'Italia. Giuro di essere fedele al motto Fiume o morte. I 7 ufficiali da quel momento diventano i 7 giurati di Ronchi, ma occorre un capo e hanno un'intuizione. Gabriele D'Annunzio, l'eroe di Bucari e del volo su Vienna.